Oggi un'interessante tavola rotonda per discutere la violenza alle donne, un tema di grandissima attualità che vede tante partner qui all'Istituto Politi. Sì, l'iniziativa di oggi, come ogni anno, noi non manchiamo a questo appuntamento. Parte da un lavoro sinergico e in rete che da anni noi portiamo avanti come istituzione scolastica con il Centro Antiviolenza Antistalking Telefono Aiuto di Agrigento, che da 19 anni opera nel territorio, proprio come contrasto ad ogni forma di violenza, disagio e discriminazione. L'iniziativa di oggi mira a sensibilizzare i giovani, a sensibilizzare gli studenti, perché la scuola è la prima agenzia educativa che deve muoversi in questo senso. Si parla tanto di diritti delle donne, ma in realtà scopriremo oggi che ancora, oltre che in Italia, soprattutto nel mondo islamico, questi diritti e queste libertà vengono negate. Ecco, l'iniziativa di oggi ha lo scopo di insegnare ai giovani a liberarsi dai pregiudizi, dai preconcetti. Dobbiamo cambiare, ciascuno di noi, cambiare nel profondo. Una giornata importante oggi per discutere su un tema di grandissima attualità, purtroppo, quello della violenza contro le donne. Sì, assolutamente, è una giornata a cui noi teniamo tantissimo, è una giornata storica per noi, si può dire che anno dopo anno cerchiamo di evidenziare, di valorizzare proprio per mettere in evidenza quella che è la situazione in cui vengono considerate e trattate le donne. Quindi scopo di questa giornata è proprio quello di contrastare e di far sì che venga diffusa, venga consolidata partendo dalla scuola dei giovani i valori del rispetto, della parità di genere e quindi contrastare fortemente tutti questi segni di violenza che caratterizzano i nostri giorni, la nostra società, o che meglio per quanto riguarda la donna sono state sempre delle situazioni molto, molto forti, molto pesanti. È sempre un'occasione importante quella di potersi interfacciare con i ragazzi. Io oggi parlerò per esempio della violenza sessuale, perché penso sia un tema molto vicino a loro. Se consideriamo che la violenza sessuale viene praticata in una fascia di ragazzi veramente giovanissimi, quindi è importante inculcare alle nostre figlie intanto la massima oculatezza nella scelta dei rapporti interpersonali e ai nostri figli sicuramente fargli capire quanto sia grave portare avanti un atteggiamento criminoso, che può essere anche un revenge porn, una vendetta sessuale che li porterà ad avere gravi conseguenze per la giustizia.